Buongiorno a tutti e a tutte. A nome del Comitato Unico di Garanzia del nostro Ateneo vi do il benvenuto a questo primo incontro di un ciclo di seminari organizzato dal CUG. Quest'anno abbiamo pensato di promuovere un ciclo di seminari, di 3 seminari, intitolato Cambiamento, parità e inclusione, le parole per dirlo. Una serie di interventi ogni volta incentrati su una parola chiave dei nostri tempi moderni, che rifletta quelle che sono un po' le caratteristiche della nostra società che sono sempre in continuo cambiamento. Su queste parole chiave per ogni intervento sono stati invitati partecipare 2 relatori diversi provenienti da aree scientifiche, aree disciplinari differenti, con sensibilità e interessi differenti, che avranno il compito di declinare per noi il significato di questa parola comune in base alle loro specifiche prospettive e alle loro punti di vista. La parola di questo primo incontro di oggi è accessibilità e la prima docente che parlerà è la professoressa Cristina Conti, professoressa associata di progettazione tecnologica e ambientale dell'architettura del DMIF. Per prima cosa ringrazio caldamente la professoressa per aver partecipato con entusiasmo a questo intervento. Ci parlerà di accessibilità ambientale, intesa come il valore delle persone poste in relazione nello spazio in cui si trova e come sia un diritto di tutti avere l'accessibilità ai beni, agli spazi e ai servizi in una società che vuole ritenersi moderna. Pertanto io adesso mi chiudo microfono e telecamera e passo la parola alla professoressa Conti per il suo intervento. Grazie della presentazione. Io condivido oggi alcuni ragionamenti su un lemma che è accessibilità ambientale, cioè accedere agli spazi. È un requisito funzionale, tecnologico. Io devo poter accedere in uno spazio e devo poter svolgere delle funzioni, devo potermi muovere. Ed è un requisito fondamentale perché è alla base di qualsiasi avvio di strategia inclusiva. Inclusiva è un'altra parola della nostra contemporaneità, non è l'oggetto di questa presentazione. Quello che voglio che sia chiaro è che se una persona non può accedere ad uno spazio fisico, ai servizi o ai beni che compongono e fanno parte dello spazio fisico, e nessun progetto di inclusione sociale riesce a trovare la propria identità. Ho accolto questo invito di ragionare su questo lemma perché è proprio della mia formazione e della mia attività di didattica e di ricerca. Io sono un architetto, insegno ai futuri architetti, devo insegnare come uno spazio può essere d'ausilio, quindi agevolare e permettere un uso, una fruizione sicura e confortevole, ma altrettanto come uno spazio scorrettamente progettato possa essere ricco di insidie e criticità che ne inficiano la fruizione e quindi inficiano l'essenza stessa del bene. Quindi non ha senso, uno spazio non ha senso se non può servire alla funzione per cui è pensato. Tutto questo indipendentemente dalla disabilità, ma dal rapporto persona-spazio, dalle relazioni che sussistono tra le persone, e dalle differenze o dalle proprietà, dalle abilità proprie di una persona, che come riconosciuto dalla stessa classificazione internazionale del funzionamento, dipendono sì da una situazione, da una condizione fisica temporanea o permanente, quindi da delle abilità date da un quadro di funzionamento della persona, tra cui anche tutte le condizioni definite come handicap, ma in relazione con quello che è lo spazio circostante. Cioè io posso funzionare più o meno bene anche a seconda del contesto che mi circonda, ma anche se sono presenti altre barriere, quelle linguistiche e quelle culturali. Noi ci concentriamo oggi su quelle che sono quelle ambientali, quelle fisiche o percettive e sensoriali, che sono proprio degli spazi.
E faccio un esempio solitamente a questo punto dei miei interventi per spiegare che cosa significa disabilità in relazione con l'ambiente. Se una persona vedente viene messa in una stanza completamente buia, assieme ad una persona che è cieca dalla nascita, quindi che vive nel buio e svolge tutte le funzioni quotidiane in un'assenza di riferimenti visivi, la disabilità e quindi l'inaccessibilità degli spazi è propria della persona che apparentemente non è definita come persona con disabilità. Quindi si mette in discussione tutto quello che è la normalità e la non normalità e l'abilità o la disabilità a seconda di quello che è il contesto di riferimento. E quando mi rivolgo alle persone non addette ai lavori, quindi non ai progettisti, quando posso un po' staccarmi da quelle che sono le classificazioni e le regole che poi sottendono la progettazione, invito sempre a fare dei ragionamenti invitando a cambiare punto di vista, cioè ragionare sulle proprie personali funzioni in relazione con lo spazio, immaginando di avere delle differenti priorità di lettura dello spazio rispetto al fisico, al movimento, al suono, cioè immaginare di vivere uno spazio senza sentire odori, immaginare di vivere uno spazio senza vederlo, ma lavorando con quelle che sono le esperienze tattili. Ecco che la definizione accessibilità ambientale, cioè il poter accedere in un ambiente e in questo ambiente svolgere determinate funzioni, si arricchisce di molteplici valori che aiutano anche in un certo senso a conoscere la propria personale percezione. Un ambiente per essere accessibile fa veramente i conti con uno spettro più ampio di definizione della funzione della persona. Prima ho citato la classificazione internazionale del funzionamento, che è uno strumento operativo che mette in ordine, diciamo, le tipologie di disabilità in relazione alla funzione della persona e quindi alle abilità della persona, tenendo conto anche di quelle che sono le variabili al contorno, cioè quella che è il contesto in cui vive una persona, perché è abbastanza chiaro che una persona con disabilità che si deve muovere in uno spazio, deve svolgere una vita quotidiana, se ha un'accessibilità economica è un pochino più semplice, se ha un contesto affettivo, sociale completo, è più facile che sia propensa a una maggiore autonomia, indipendenza, in ogni caso ad una maggiore serenità che concorre all'autonomia. Qui faccio una precisazione perché forse non sono stata chiarissima. Io prima ho detto che l'accessibilità è un requisito che riguarda tutti gli individui nella propria diversità, però in mezzo ci metto l'ingresso partendo sempre dalla persona con disabilità. Perché uso, scusatemi questo termine, la persona con disabilità per parlare dell'accessibilità per tutti? Perché è un dato di fatto che se l'espediente ambientale è fatto e pensato come ausilio per la persona più vulnerabile, più fragile, sicuramente è di ausilio anche per la persona meno fragile. Quindi la soluzione universale viene sempre cercata e trovata partendo dalle situazioni molto più vulnerabili. Mi hanno fatto notare delle persone con disabilità, perché ovviamente il mestiere che faccio io mi porta a partecipare molto a quelle che sono per l'analisi esigenziale, che è più corretto usare il termine vulnerabile che fragile, perché non è detto che una persona con disabilità sia necessariamente fragile, molto spesso è vulnerabile. In questa immagine che cosa voglio farvi notare, guardare? È un attraversamento pedonale, cioè un punto in cui tutti, universalmente, qualsiasi individuo che si muove a piedi è vulnerabile.
nel codice della strada, il vulnerabile è il pedone rispetto alla macchina. L'attraversamento segnala un atto di precedenza che, come vedete in questa immagine, non sempre viene mantenuto. L'attraversamento deve essere segnalato, ecco le bande, le bande, quelle bianche colorate per la persona non vedente. Ma qui a monte, se noi mettiamo a confronto questa persona in primo piano o questa persona in secondo piano, la vulnerabilità non è solo data dal fatto di essere un pedone su una strada trafficata, chi avete riconosciuto che è Roma, quindi un attraversamento di una città dove la regola del traffico è ancora un pochino indietro, diciamo, e la vulnerabilità è data da a monte una inaccessibilità di tipo economico, che poi è accaduta, porta a delle difficoltà, a delle vulnerabilità di tipo sociale, ancora prima della vulnerabilità di tipo motorio. Questo per far capire che è vero che stiamo parlando di accessibilità ambientale, quindi progettare per creare una situazione universale che vada bene a tutti quanti, il for all piace a tutti quanti, però insomma la disabilità, la vulnerabilità di una persona disabile porta sempre a pensare che il confronto, la barriera è molto più importante che non ci sia per una persona con disabilità. Ma che affrontare il tema dell'ambiente senza prendere in considerazione le caratteristiche proprie del modello complessivo biopsicosociale, si chiama, della persona, non è un atto positivo. E a guardare come immagini di questo tipo qua devono farci riflettere su come le criticità ambientali, considerando la variabilità individuale di una persona, siano molteplici e rilevanti. E di come, qui introduco un altro punto come invito alla riflessione, di come l'accessibilità dipenda anche dalla diversità del tempo di azione che uno ha, che ogni individuo ha rispetto al compimento di un movimento o di una funzione, no? Quindi l'altro elemento che introduco è vero, l'abilità fisica, le abilità sensoriali, gli aspetti cognitivi, gli aspetti percettivi, tutti gli aspetti di neurodiversità cognitiva, che il contesto e la diversità del contesto in cui ci troviamo e che contraddistinguono, che possono potenziare l'autonomia di una persona, ma anche la variabile tempo di compimento di un'azione che può rendere più o meno vulnerabile il nostro interlocutore, la persona che ci sta vicino. Quando noi guardiamo alla storia, forse perché la progettualità era necessariamente più vicina al funzionamento dell'oggetto, tutte queste risposte d'ausilio ci venivano date dalla storia, no? Questo non è altro che, questo è un vicolo, mi sembra di un paesino del meridione, non mi ricordo se in Sicilia o in Calabria, sinceramente, non me lo ricordo. Questo in termine tecnico è un raccordo di due quote differenti. La scelta di fare una rampa perché qui percorrevano dei carri si movimentano sulle ruote, quindi il bisogno di avere una superficie liscia, chi cammina a piedi, siccome è ripido, ha bisogno di un parapetto. Ecco, questo è un esempio di corretta progettazione funzionale che ha cercato di dare una risposta alle diverse funzioni che dovevano essere svolte da chi? Da chi si movimentava col carro e da chi passeggiava a piedi. E l'architettura è un sistema complesso, fatto di spazi, fatto di elementi tecnologici, le discipline della conoscenza, diciamo, delle caratteristiche dell'individuo e tutto il mondo degli aspetti psicologici è diventato, diciamo, scientificamente è completo. In questa sede qua mi limito a dire che esistono le conoscenze tecniche, funzionali, personali tali da garantire la piena accessibilità. Anzi, si possono fare un mucchio di cose. Quello che si fa ancora fatica a superare è lo scoglio culturale.
sembra incredibile in un mondo ipertecnologico, sono tornata indietro apposta, in cui noi possiamo fare tutto scientificamente, tecnicamente, e adesso anche diciamo operativamente dal punto di vista dei processi della pubblica amministrazione, ci sono le competenze e si possono risolvere le cose, noi siamo ancora di fronte, siamo ancora di fronte ad un, come si dice, mi è arrivato un messaggio, non so se sia vostro, scusate, ma ah, sì, c'è una comunicazione tecnica, scusatemi. Il problema è che abbiamo ancora, deve essere ancora superato quello che è lo scoglio lo scoglio culturale, no? Ehm, Lo scoglio culturale che ci ha visto passare dal secolo scorso ad oggi, al nostro, attraverso il passaggio, diciamo, vabbè, nel periodo dei due eventi bellici si parlava proprio di segregazione, dagli anni 70 in poi c'è un'esclusione verso l'integrazione, adesso iniziamo a parlare di inclusione, ma ancora c'è una grande difficoltà ad affrontare il tema dell'accessibilità perché riconduce non tanto all'universalità e alle differenze dell'individuo quanto alla disabilità. La disabilità fa inevitabilmente ancora tanta paura. Ecco che di nuovo le parole ci vengono in aiuto. Innanzitutto non parliamo più di disabilità, ma di persona con disabilità. Perché la disabilità è sì, è una condizione propria e personale di un individuo in relazione con barriere di altra natura, di diversa natura. E, per arrivare a questa definizione qua, che diciamo definitivamente sancisce l'abbandono del termine handicap, persona che è vulnerabile perché ha quelle caratteristiche, ma dà la responsabilità anche alle condizioni e al contesto, bisogna aspettare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Convenzione che definendo appunto in questo modo più completo e relazionando la disabilità a quelle che possono essere le barriere diciamo del contesto, allarga e responsabilizza tutti rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'inclusione. Dopodiché è un dato di fatto che c'è bisogno dell'accomodamento ragionevole, che non tutti i gruppi sono uguali, di persone sono uguali, che non è sempre possibile inserire un individuo in una categorizzazione, cioè si apre un mondo di competenze molto specializzate per trovare una risposta. Però dovere nostro è entrare, mirare, indirizzarsi a quello che è una progettazione universale. Cioè una progettazione che garantisca al maggior numero di utenti di poter fruire di un bene e di uno spazio. Dicendo progettazione si rimanda sì all'architettura, cioè a realizzare un qualcosa di nuovo, al trasformare un qualcosa che esiste. Certo è che anche nella nostra personale quotidiana quotidiano fare, possiamo mirare ad un progetto di vita di tipo universale, partendo dal presupposto che l'omologazione non è propria degli individui. Lancio solo una nota invitandovi a riflettere ognuno sulle proprie neurodiversità tipiche, quelle che non sono eh, collegate a condizioni cognitive particolari. E io ad esempio non cammino sulle grate, è una cosa che mi dà fastidio. Se devo farlo lo faccio, evito. È diciamo, un comportamento diverso che ho, che mi rende più debole, più vulnerabile. Allora, perché un progettista deve progettare un percorso sulle grate quando poi magari può essere d'ostacolo? Siamo tutti diversi per esperienza, per cultura, per possibilità e gradi di intervento.
Penso di aver già inserito tanti concetti. Ci tenevo a mettere questa slide qua semplicemente per dire che dal punto di vista del progettista, quindi chi deve fare effettivamente realizzare spazi accessibili, deve approcciarsi a questo tema guardando a quelli che sono non a quella che è la normativa dell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma a quelle che sono le regole di un corretto progetto ambientale. Mi soffermo solo su una di queste, pensiamo al controllo del rumore, no? Un ambiente correttamente insonorizzato fa stare bene tutti quanti. Tutti noi avevamo un parente, un nonno, uno zio molto anziano, a casa sua andiamo, riusciamo a parlare con questa persona. Nel momento in cui lo portiamo in pizzeria e c'è uno scorretto progetto del suono e dell'insonorizzazione, automaticamente il nostro nonno anziano che ha perso l'abilità ricettiva di alcune onde sonore si estranea, diventa disabile, ma anche noi stiamo molto molto male e anche noi per parlare col nostro vicino siamo costretti ad alzare la voce, a cambiare modello. Quindi l'accessibilità ambientale deve passare come messaggio, non è una questione di abbattimento delle barriere architettoniche, ma è una questione di realizzazione di spazi il più possibile universali, quindi che tengano conto della variabilità dell'individuo e degli utenti. Avvicinandomi alla conclusione, vi mostro due immagini, no? Allora, questa è un'immagine che ho usato come icona fino a 6 anni fa nelle mie lezioni. C'è un'immagine che ho fatto in un parcheggio in cui questo simbolo che si porta dietro diciamo, tutti quelli che sono i servizi dedicati, quindi i percorsi d'ausilio alternativi per le persone con disabilità, non solo di tipo motorio, ha una grafica attuale per l'anno in cui ho fatto la foto, abbastanza gradevole, c'è questa immagine di fiori, a me piacciono i fiori, quindi è un'immagine che mi rasserena, ma purtroppo noi socialmente ci portiamo ancora dietro questo messaggio della disabilità e quindi dell'accessibilità. Questa immagine qua, quest'icona qua che è identica a quella dell'immagine precedente, che mostra che stilizza una persona su sedia a ruote, però la mette su un piano inclinato improbabile, con un angolo di inclinazione improbabile rispetto a una possibile rampa. Sembra che stia cadendo indietro, sembra che allunghi le braccia in avanti quasi ad afferrarsi in una caduta, in una terribile caduta. E per di più, vabbè, c'è uno sbaglio per cui la rampa è indicata così, ma in teoria doveva essere una freccia rivolta verso il basso, perché questo cartello è proprio in prossimità della rampa. E ancora peggio ci portiamo dietro questo messaggio qua, visto che avete preso il mio posto, volete prendervi anche la mia invalidità. Siamo molto oltre, ormai il concetto di accessibilità ha superato il abbattimento a barriere architettoniche, bisogna progettare senza barriere, bisogna muoversi negli spazi senza creare barriere, per cui attenzione, solito discorso dove si parcheggia, parcheggio sulle strisce, ma forse le strisce è proprio il punto in cui c'è la rampa di raccordo, metto una bicicletta attaccata a un palo, restringo il passaggio del marciapiede, tutti gesti che non sono gesti di maleducazione, sono gesti di non conoscenza dell'uso proprio dello spazio. E concludo questa mia presentazione su questa immagine di una esperienza di workshop partecipato che abbiamo fatto con gli studenti di dottorato di Trieste e di Udine insieme, dove provando, sperimentando la movimentazione su una sedia a ruota a turno gli studenti, accompagnati da una persona con disabilità che si movimenta su sedia a ruota, sono state provate proprio quelli che sono gli espedienti considerati dalla società come soluzioni di abbattimento delle barriere. Vedete che qui c'è un'uscita e una controrampa, che però mettono in difficoltà la persona con disabilità, perché la persona con disabilità che si muove su sedia a ruote non ha il piede pronto a supportarla nell'emergenza. E su questa immagine io concluderei
la mia parte. Grazie, grazie. Ringraziamo la professoressa Conti per questo bellissimo intervento che ci fa riflettere molto sotto molti aspetti. Ricordo a tutti però che abbiamo pensato di lasciare le domande per la fine, al termine del secondo intervento, per darvi appunto una visione più globale di diversi significati che le parole possono avere. Quindi le domande tenetevele in mente, le potrete rivolgere poi alla professoressa Conti o direttamente alzando la mano oppure attraverso la chat. E invece adesso invitiamo il secondo. Posso solo dire Certo, una cosa, che noi abbiamo fatto sempre col CUG un libricino su queste certo. tematiche lette, quindi inviterei gli studenti di dottorato, adesso non so se voi ne avete ancora, io ne ho ancora delle copie, eventualmente le metto a disposizione. Bene, il secondo relatore di oggi che ci parlerà di accessibilità è Ivan Kodarin, responsabile dell'Ufficio Sviluppo Software e Servizi Web dell'area informatica della nostra università e ci parlerà di accessibilità digitale, di accessibilità del web, un argomento direi quanto più attuale. Quindi ringrazio anche Ivan per aver aderito a questa iniziativa e per darci il suo punto di vista sul il significato di questa parola. Prego. Benissimo, buongiorno a tutti, vi ringrazio per la presentazione. Io cerco di parlare di un'accessibilità che vive in un mondo, tra virgolette, virtuale, che molte volte viene trascurata in funzione magari di scelte estetiche, di gradevolezza estetica delle interfacce o semplicemente viene confusa con termini diversi. Parliamo di accessibilità, quando parlo di accessibilità molte persone mi parlano che è difficile accedere a un sistema perché presenta una password o una credenziale che non conosce, oppure si riferisce a quanto bello è un sito, quanto è accattivante la sua presentazione. In verità l'accessibilità nel digitale ha diciamo il denominatore comune con quanto abbiamo sentito nel precedente incontro, nel senso che lo scopo è quello di allargare la fruibilità delle informazioni che sono condivise a livello digitale e in particolare nel mio caso del web, per rendere quei contenuti, quei servizi, quei sistemi software inclusivi anche per persone che hanno, ad esempio, ridotte capacità sensoriali, motorie, cognitive, che presentano delle forme di disabilità che non renderebbero semplicemente usufruibile quell'informazione se questi sistemi non vengono progettati tenendo conto appunto di queste esigenze. Quindi diciamo, condivido moltissimo l'intervento precedente sul fatto di non progettare per abbattere barriere, ma semplicemente progettare in modo inclusivo inizialmente, in modo che le barriere effettivamente non esistano. Il mio intervento sarà anche un po' pratico, vi do solo degli esempi di quali sono diverse scelte che devono essere fatte durante la progettazione di un sistema web. Io vi parlo di un sistema web, ma può essere un sistema digitale, un'app per i telefonini, uno sportello bancomat, una biglietteria di una stazione dei treni, per dare delle buone garanzie di accesso al più grande platea e tipologia di utenti che la dovranno utilizzare. Quando parliamo all'interno, ad esempio, di sistemi web di quali possono essere le difficoltà e quali sono le risposte in termini accessibili, ad esempio, partiamo da anche diciamo delle difficoltà nella percezione dei colori. Una persona daltonica potrebbe non riuscire a percepire quel testo che noi abbiamo colorato in un determinato modo per renderlo più evidente rispetto agli altri. I siti devono poter essere letti dalle tecnologie cosiddette tecnologie assistive che sono in grado di leggere i contenuti e di leggerli con l'enfasi, le pause corrette. Oppure delle difficoltà motorie. Noi siamo abituati ad utilizzare dispositivi di puntamento, un mouse, un touchpad,
qualcosa di questo genere, io potrei non esserne in grado, e quindi i sistemi devono essere progettati a priori con la possibilità di utilizzare sistemi di input diversi, una tastiera, un lettore vocale, e anche delle difficoltà di tipo cognitivo. Ad esempio, banalmente, la scelta del tipo di carattere delle font che utilizziamo su tutti questi sistemi rende più comprensibile o meno comprensibile il contenuto che vogliamo condividere, diciamo, con la nostra utenza. Da questo punto di vista, il web, oggetto nato negli anni 90, già nel 1999 erano state emesse delle linee guida, si chiama WCAG, che prendevano in considerazione le caratteristiche di accessibilità dei sistemi web, e quindi è qualcosa che fa parte delle regole di buona progettazione sin dagli albori. Queste stesse regole condividono moltissimi punti su anche altri oggetti che non sono web, ma che devono garantire una buona accessibilità. Quando io mi reco ad uno sportello bancomat di una filiale bancaria, l'altezza in cui questo deve essere installato deve essere compatibile per una persona anche che non è particolarmente alta o che si reca in quello sportello con una sedia a rotelle. Allo stesso modo, i tasti di questi dispositivi, che sono dispositivi hardware fisici, devono avere delle caratteristiche con alfabeto braille, in modo che i tasti possano essere riconosciuti da una persona che non li può effettivamente vedere. La stessa cosa la possiamo trovare in moltissimi dei dispositivi che normalmente usiamo, la biglietteria in stazione o insomma oggetti che non sono diciamo propriamente degli oggetti web. I principi base che sono stati stabiliti da queste linee guida, sì, c'è un acronimo, gli informatici piacciono molto gli acronimi, e l'acronimo è PUR, sono 4, sono dei principi guida che poi sono stati condivisi anche sulle altre tecnologie, come dicevo poco fa, e hanno a che fare con la possibilità di realizzare dei sistemi che offrono dei contenuti che sono percepibili prima di tutto, quindi che siano visibili o intuibili o ascoltabili da tutti, e quindi forniscono delle alternative, dei media alternativi per poter essere fruiti. Quindi io scrivo del testo, se non sono in grado di vederlo, ci sarà un sistema che me lo legge a voce, oppure metto un'immagine, se non sono in grado di vederla, ci sarà una descrizione che a voce mi viene ripetuta per capire qual è il contenuto di quell'immagine. Oppure il secondo principio è quello di essere utilizzabile, operabile. Le interfacce che vengono realizzate non devono essere realizzate dando per scontato che chi le utilizzerà il mouse, il touchpad o il telefonino, ma ad esempio deve poter rispondere a dei comandi vocali o essere navigabile direttamente utilizzando ad esempio una tastiera. E ad esempio i siti web che si realizzano con queste caratteristiche hanno sempre, nonostante magari gran parte degli utenti non li conosca, questi meccanismi alternativi di navigazione che consentono lo spostamento e l'interpretazione dei vari contenuti. Allo stesso modo, i testi inseriti all'interno dei vari sistemi devono avere buone caratteristiche di comprensibilità, sia dal punto di vista della forma con cui si presentano, quindi la predilezione verso tipi di caratteri che siano più chiari, più puliti e più facili da leggere, sia a livello dei contenuti che devono essere in qualche maniera sintetici e effettivamente chiari, senza, diciamo, l'utilizzo di un linguaggio particolarmente involuto. E l'ultimo principio a cui si fa riferimento è la robustezza, il fatto che questi sistemi devono essere robusti e resistere sufficientemente bene ai cambi di tecnologia.
poco fa vi dicevo che queste linee guida hanno visto la loro nascita nel 1999, non potevano tenere conto del fatto che 15 anni dopo il mondo avrebbe cominciato a funzionare con dei telefonini piuttosto che con dei monitor e dei computer fissi in ufficio. E quindi anche queste linee guida vengono continuamente aggiornate nel tempo e al di là dei 4 principi che abbiamo visto, poi si espletano in circa una cinquantina, sessantina di raccomandazioni precise che vengono rivolte a chi si occupa di progettare sistemi web, ma poi anche si occupano a coloro che devono creare i contenuti per questi sistemi. Infatti, da questo punto di vista c'è una netta distinzione tra la fase progettuale di sviluppo dei sistemi, che quindi è una scelta che si fa inizialmente a priori ed è una scelta strutturale, nella quale vengono decise le caratteristiche del sistema e nel decidere queste caratteristiche si tiene conto di tutti i fattori, di tutti i principi di cui abbiamo parlato un momento fa, in modo che poi il sistema risultante risulti effettivamente accessibile. Poi però ci sono delle competenze redazionali che devono essere formate. Io che sono uno sviluppatore di software produco il contenitore in cui potremo scrivere i contenuti del web d'Ateneo, ma quando qualcuno scrive quei contenuti, il linguaggio che usa, la semplicità con cui lo fa, il fatto di utilizzare un'immagine piuttosto che un'altra, di commentarla in modo più o meno dettagliato, è qualcosa che sta in capo appunto alla capacità di scrivere con un linguaggio il più comprensibile e semplice possibile. Esistono diversi livelli di conformità che i siti e le app mobili hanno rispetto a queste linee guida, vengono indicate da delle A e quello che viene richiesto tipicamente è una conformità intermedia con una doppia A. Io ho preparato alcuni esempi solo per farvi capire quali sono tanti dei fattori che quando si progettano questi sistemi vanno tenuti in considerazione. Sulla sinistra trovate un testo in primo piano scritto in giallo con uno sfondo arancione, oltre ad essere fastidioso mediamente da vedere, effettivamente se una persona ha difficoltà nella percezione di questi colori, probabilmente non riuscirà a distinguere il testo dallo sfondo. Sulla destra invece troviamo un testo ben contrastato. Queste linee guida ci dicono privilegiate i testi contrastati, addirittura danno dei coefficienti precisi che devono essere rispettati. E queste sono scelte che possono essere decise a livello strutturale, quindi è una parte della tecnologia di chi si occupa di realizzare, di implementare quel sistema, fare in modo che la prima combinazione non sia disponibile per i redattori e privilegiare eventualmente la seconda. Mentre ci sono dei casi in cui la scelta è di tipo redazionale. Io inserisco un'immagine all'interno del mio sito web, questa immagine così com'è vista, non può essere vista da una persona ipovedente, ma ho la possibilità, se lo faccio, di inserire una descrizione alternativa, viene chiamato spesso testo alternativo, che ne rappresenti e ne descriva e poi chi ne usufruirà la sentirà descritta ad esempio da una voce, in modo da poter capire che funzione avevano quelle immagini nella pagina e soprattutto se effettivamente è una funzione non semplicemente decorativa. Allo stesso modo, questo è quello che vi accennavo prima, noi a livello strutturale, quindi quando si sviluppa un sistema web, si deve pensare anche che l'utilizzo non sia fatto solo a suon di click di mouse, ma esista la possibilità di navigare il sito attraverso tipicamente due tasti, la tastiera, il tasto di tabulazione, il tasto invio, e spostarci tra le varie parti dei menu e dei link che sono all'interno del
insomma, dei nostri contenuti. Questi sono tutti piccoli esempi che fanno vedere come quando si prende in considerazione la progettazione di un sito, la parte diciamo più estetica, più magari legata al marketing, deve andare in compromesso con una chiarezza poi e una capacità di includere tutte le tipologie di utenti che possono farvi uso. Ad esempio, il testo che qui vedete sulla sinistra utilizza una font insomma, estrema dal punto di vista della sua composizione. Se noi pensassimo di dover leggere una pagina con il testo di esempio che vediamo sulla sinistra, sarebbe molto più complesso da leggere e da capire rispetto ad un testo normale scritto con un carattere senza grazie, così si chiamano i caratteri che non hanno quelle appendici e quegli orpelli estetici attaccati a ciascun carattere. Alla stessa maniera, e questo invece è un concetto redazionale, io posso scrivere e dare una definizione del termine accessibilità in modi diversi. Posso utilizzare dei grassetti per poter dare più evidenza a determinati aspetti, ma soprattutto il linguaggio può essere diverso. Quello da sinistra in cui diciamo che l'accessibilità rappresenta l'insieme articolato e interrelato di caratteristiche tecniche, funzionali, semantiche che intendono garantire l'esperabilità dei contenuti, è sicuramente più involuto e più complesso rispetto a quello di destra in cui diciamo che l'accessibilità significa allargare sostanzialmente e rendere utilizzabile un servizio alla maggior parte delle persone. Quindi come vedete è un qualcosa, è una forma ibrida di garanzia. C'è una garanzia strutturale, progettuale che viene fatta a priori e poi c'è una garanzia che va data in termini proprio poi di utilizzo del sistema da parte di chi va a riempire quei contenuti. Ci sono tantissimi altri esempi all'interno di queste linee guida di esempi di intervento che tendono a favorire l'inclusione e l'accessibilità delle informazioni. Ad esempio, se metto un video o un audio, devo pensare anche di metterci una trascrizione e dei sottotitoli. Altrimenti persone che non hanno la possibilità di ascoltare, vedere, non riescono a capire il contenuto di quell'informazione. Oppure, ad esempio, un errore che si trova spesso all'interno dei siti è che troviamo dei file caricati tipicamente dei PDF che contengono al loro interno la scansione di un foglio di carta firmato e passato in fotocopiatrice. Quell'oggetto non è accessibile, non c'è nessuno strumento che è in grado di leggerlo correttamente. Mentre se noi alleghiamo dei file PDF che sono effettivamente dei documenti con dei testi veri e propri, questa garanzia di accessibilità viene mantenuta. Alla stessa maniera, negli ultimi 10 anni si sono visti moltissimi siti, ad esempio, che avevano i link che erano differenziati dal testo normale semplicemente attraverso un colore. Di nuovo, se non sono in grado di percepire il colore, leggo quella pagina, non capisco dove devo cliccare per seguire i link in essa contenuti. Quindi c'è un insieme di accorgimenti che effettivamente, se studiati bene in fase progettuali, evitano proprio la creazione delle barriere e rendono naturalmente il sistema digitale accessibile a una più ampia platea di persone. Dall'altra parte, rispetto forse al mondo dell'architettura, c'è anche poi una parte di utilizzo di manutenzione dal punto di vista dei contenuti, quindi di chi si occupa della redazione, del mantenere i contenuti comprensibili e diciamo facilmente leggibili.
all'interno dei siti quello che si fa normalmente è proprio un processo continuo, proprio per la presenza della parte di redazione soprattutto, un processo continuo di verifica delle accessibilità del sito che si può fare in forma automatica per alcune parti, soprattutto per quelle strutturali, oppure attraverso un controllo umano, leggendo dei contenuti, spesso a campione. Tenete presente che un sito come ad esempio il sito del nostro Ateneo consta di qualche decina di migliaia di pagine, quindi è difficile pensare di leggerle tutte continuamente per verificare se sono scritte bene, mettiamola così, dal punto di vista contenutistico e del linguaggio, e allora in quel caso si opta per una sensibilizzazione, una formazione dei redattori per spiegare il motivo per cui la scelta di un determinato modo di scrivere è preferibile rispetto ad altri. Come vi dicevo, le modalità di verifica spesso sono automatiche, quindi i vari siti vengono sottoposti a delle forme di audit automatico per i loro contenuti per misurare attraverso dei benchmark il raggiungimento di certe soglie di accessibilità. L'accessibilità probabilmente non sarà mai completa al 100%, difficile che un sito sia il 100% accessibile proprio per quanto vi dicevo prima. Ci potrebbe essere sempre qualche testo, qualche PDF non corretto allegato dalle varie parti ed è per questo motivo che anche la base normativa nel nostro paese, ma anche quella europea da giugno di quest'anno, cercano di normare questi processi di pianificazione delle attività di controllo e di verifica, di correzione dei problemi riscontrati. Il nostro paese è stato uno dei primi ad adottare una norma già a gennaio del 2004, quindi non parliamo di una novità, neanche in quel caso, parliamo di una norma che esiste già da 20 anni e ad esempio nel caso delle pubbliche amministrazioni ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a fare una dichiarazione di accessibilità per i siti che espone in cui descrive a fronte di una verifica fatta annualmente quali sono i suoi punti deboli, qual è il livello di accessibilità che ha raggiunto diciamo, e in quali parti ci potrebbero essere dei problemi e inoltre devono essere rese disponibili al normale utilizzatore, al normale visitatore dei meccanismi che segnalano, con i quali possono essere segnalati problemi di accessibilità al quale poi chi si occupa del web deve poter correggere anche in un tempo abbastanza rapido, perché si parla di qualche giorno, per poter poi diciamo, rendere usufruibile anche quel contenuto. Ho detto che insomma, questo intervento cade nel momento buono perché da fine giugno 2025 questi criteri di accessibilità che adesso erano applicati al web e tipicamente alle pubbliche amministrazioni italiane dovranno invece essere estesi anche alle organizzazioni private e non solo ai sistemi web. Quando prima vi parlavo di dispositivi come le biglietterie, che ne faccio un esempio comune, che troviamo insomma nelle varie stazioni, insomma in altri luoghi, dovranno essere tutte con garanzia di accessibilità. Quando si parla proprio di un prodotto hardware, questo andrà anche a inficiare l'eventuale marchiatura CE e questo a merito dell'European Accessibility Act che appunto prende vigore dal 28 giugno di quest'anno e quindi adesso è veramente il momento in cui anche organizzazioni che fino a ieri non dovevano occuparsi direttamente dal punto di vista normativo di questo aspetto dovranno farlo direttamente. Insomma. Ecco, questa era più o meno la mia descrizione di un'accessibilità che ha a che fare con il mondo web, il mondo digitale e che si estende un po' a tutto quello che riguarda il mondo delle tecnologie dell'informazione.
Vi lascio la parola per eventuali domande. Grazie, grazie, molto molto interessante anche il tuo intervento. Diciamo 5 minuti per fare le domande perché se andiamo, non sforiamo troppo oltre l'ora prevista. Io ho una domandina per ciascuno di voi, no? È molto semplice perché chiaramente la mia estrazione è completamente, la mia preparazione è completamente diversa dalla vostra, no? Però alla professoressa Conti, allora lei ha detto che dobbiamo lavorare non pensando di abbattere barriere, ma pensando di costruire senza barriere, no? E in maniera universale per tutti. E io mi chiedevo quanto concretamente questo è difficile, che va a scontrarsi un po' contro delle difficoltà logistiche, mi passi il termine, vivendo spazi urbani che da una vita che hanno barriere che portano con sé, dove ci sono dei vincoli per cui non si possono fare più di tante modifiche e un problema legato anche alla mentalità. Quell'immagine dell'icona della sedia a rotelle in discesa è stata veramente emblematica, no? Perché voglio dire, qualcuno l'ha pensato quel cartello e qualcuno non si è posto il problema di quel disegno che era non adeguato, no? Quindi qual è la sua opinione in questo? Allora, non è un'opinione, per fortuna, nel senso che la sua Ok. domanda è assolutamente pertinente. Allora, innanzitutto ho detto che bisogna tendere ad una universalità, no? Mhm. Che la dizione universale viene tanto meno quanto più ci avviciniamo a quelli che sono gli spazi sempre pubblici più familiari noti o quelli fino ad arrivare all'ambiente residenziale che è altamente personalizzabile, no? Quindi innanzitutto la prima questione, ragionando sull'ambiente, è allora, vabbè, costruire senza criticità, quindi ponendo al centro le esigenze dell'utente, avere ben chiaro che tipo di spazio si progetta e qual è il tipo di universalità, il tipo di utente che abbiamo di fronte. In ambiente ospedaliero è chiaro che ci sono, adesso ti dico ospedaliero guardando la sua formazione ovviamente, Mhm. ci sono diversi gradi di accessibilità che si possono raggiungere. Togliamo la parte operativa vostra, pensiamo all'utente fruitore degli spazi e anche nei reparti di degenza, l'attenzione è data a quelle che sono le prestazioni e i bisogni di chi è ricoverato, quindi proprio di un utente che ha delle specifiche, cioè se siamo in ortopedia ci saranno determinati requisiti richiesti, no? Come dicevo prima, le competenze ci sono. Se noi andiamo invece nello spazio urbano lì sì deve essere universale, perché il cittadino è Mhm. tutti. E sì, allora si scende in quelle che sono le scelte dei gradi di criticità e su quali azioni si vuole agire, no? Ci sono anche gli strumenti urbanistici obbligatori che impongono questa programmazione di abbattimento delle barriere architettoniche, no? Di eliminazione. E devono essere fatte delle scelte, cioè qual è il soggetto cosiddetto universale. Quindi chiaramente quello che può essere ben tutelato in uno spazio personalizzabile non può esserlo in uno spazio pubblico. Esempio secco, la persona che non vede, al di là delle piste tattili plantari, non è minimamente tutelata negli spazi di attraversamento, perché noi in fondo li portiamo fino all'attraversamento e poi, siccome le regole, il codice della strada, insomma, c'è un po' di pasticcio, li molliamo da soli, totalmente disorientanti. Quindi, però c'è la possibilità di superarlo, bisogna superare gli scogli di chi gestisce questi spazi. Quindi entrare superare quello che è il gap tra la formazione di chi studia queste cose, la formazione di chi progetta queste cose, ma poi di chi le attua. E questo è il punto in cui siamo arrivati. Cioè, noi le abbiamo studiate, le abbiamo categorizzate, ci sono. La pubblica amministrazione, parlo in particolare della regione, perché la regione ha accolto lo Stato italiano ha accolto la Convenzione ONU, l'ha fatta diventare legge, la nostra regione ha fatto una legge sull'accessibilità ambientale e ha chiesto alle due università e al centro unico di riferimento di
affrontare queste tematiche qua. Il problema adesso è il gap che c'è ancora con chi lavora e che non è Mm. formato, quindi bisogna aspettare quegli anni lì. E poi c'è l'altra questione che lei ha toccato, che è viviamo in un ambiente molto edificato, già molto antropizzato, con un elevato valore architettonico che è stato costruito o storicamente, quindi è vincolato, o dopo gli anni 70, e quindi ecco le barriere. Questo è l'altro problema. Cioè, prima di arrivare a progettare senza barriere, bisogna abbatterne tante, ma tante Quindi tante. c'è tanto da fare e da C'è ta- condividere, no? Anche sì. di scelte condivise. Me lo dico con abbastanza orgoglio perché si parla sempre male della parte legislativa. La nostra regione è molto avanti rispetto alle altre regioni per cercare di Mhm. imporre l'obbligatorietà degli strumenti che ci sono. Poi Sì, chiudo, sì. se non lascio spazio alla domanda del No, collega. no, sì. Dico solo che lo strumento per eliminare le barriere architettoniche in modo sistematico negli spazi aperti al pubblico, quindi città, ospedali, è stato istituito negli anni Ottanta, ma siccome non era obbligatorio, solo Mhm. adesso la regione è riuscita a intervenire con degli espedienti di finanziamento e quindi sta imponendo, diciamo, con la proposta economica l'applicazione. Erano gli anni 80, quindi sono passati 40 anni. Cioè questo è il tempo d'azione. Mm. Probabilmente io non vedrò il mondo accessibile, però diciamo, Però è qualcosa su io cui è sono una doveroso. positiva, esatto, ci stiamo Esatto. lavorando. Va bene. Ehm, Se posso, io farei una piccola domandina anche a Ivan, se è collegato. Sì, sì, ci sono, ci sono. Ho avuto un momento di blackout, Allora, ma sono tornato. la domanda è, diciamo, spero che sia pertinente comunque, no? Però è contraria a quello di cui hai parlato, no? Tu hai parlato di accessibilità dei siti come qualcosa di facile da visualizzare, chiaro i comandi da seguire per tutti. Però secondo me sono delle situazioni in cui l'accessibilità dovrebbe essere limitata e mi riferisco ai ragazzini, ai bambini. La mia è una domanda in realtà perché indirettamente come mamma mi riguarda, no? In cui invece bisognerebbe regolamentare l'accesso a determinati siti perché vietare non è possibile, bisogna insegnare a, però tu non puoi stare dietro sempre al tuo figlio, al tuo ragazzino e controllarlo. Quindi mi chiedo se la tua opinione, in sostanza, quanto si sta facendo in questo senso? Cioè, si sta lavorando, c'è un interesse globale a tutelare i minori, penso a YouTube, TikTok, quant'altro, o è parole al vento? Beh, attualmente da questo punto di vista, sulla tutela dei minori, ci sono delle forme di categorizzazione dei software orientati o non Ok. orientati ai minori. Quindi si chiamano attributi PEGI. Quando uno scarica l'app per il proprio figlio sul telefonino, è possibile verificare qual è il livello di rischio a cui si corre dando a un minore, a una qualsiasi persona, in verità non sono orientati ai minori, una determinata applicazione. Esistono delle richieste, ad esempio il gruppo Meta per Instagram sta chiedendo Molto un recentemente intervento questo. sì, sì, proprio veramente, credo che parliamo negli ultimi 2 mesi, qualcosa di questo Sì. genere, una regolamentazione all'Unione Europea sulla possibile installazione, non installazione o configurazione di un oggetto come Instagram per i minori, perché la verità è che gran parte dei ragazzi sono dei minori, non potrebbero installarla, ma con il beneplacito dei genitori effettuano questa installazione e l'accesso ai contenuti. C'è da dire che lì c'è un fattore educativo molto diffuso da intraprendere. Di soluzioni tecnologiche ne esistono molte, esistono i parental control per evitare certi siti, però la verità è che io blocco il sito a mio figlio, poi lui usa il telefono del suo amico e poi i suoi genitori non hanno messo alcuna forma di limitazione. Quindi molto
credo riguardi l'educazione in ambito familiare, e sono esistite delle forme di contratto di affidamento del telefono tra genitori e figli, e c'erano degli esperimenti in cui c'è una forma di firma nella responsabilizzazione del ragazzo, però diciamo, di fatto dal punto di vista tecnico ci sono soluzioni come quelle del parental control che però hanno abilità limitate in qualche maniera, e dal punto di vista educativo c'è veramente il fatto, quello che diceva lei, tocca star dietro, insomma, tocca seguirli nei loro movimenti in tutti questi siti. Di siti ce n'è molti, Beh, ce n'è immagino troppi che da quel condividiamo le punto di stesse vista. opinioni, perché da un lato tu Sì. controlli, dall'altro non puoi, no? E E dall'altro non puoi, ci vuole infatti. proprio in genere. Da papà io sono stato uno di quelli permissivi, quindi sulla fiducia, e molte Ecco, sì. volte ho giocato, ma sono appassionato, io dico giocare, tra un po' di virgolette, assieme a loro, che era un modo per condividere e imparare a utilizzare lo strumento e capire quali erano i comportamenti, non solo dei miei figli, ma in generale dei loro coetanei, per verificare qual è il comportamento medio di un Esatto. ragazzo. Insomma. Ecco, interessante vedere come questa accessibilità è vista ancora in un altro modo. La parola accessibilità in questo contesto è È vista un'altra anche cosa come, ancora, è vero, è vero, è è vero. vero, dobbiamo in alcuni Sì. casi l'accessibilità va controllata, diciamo così, non limitata ma Sì, 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 controllata, non l'accesso in va libertà. sicuramente controllato, sì, Ecco, almeno condiviso esatto, in alcuni aspetti esatto. finché è possibile, insomma. Poi lì dipende dalle età, ecco, mettiamola così. Ecco. Va bene, allora se non ci sono, come vedo, apparentemente altre domande, io chiuderei la giornata. Ringrazio veramente di cuore la professoressa Conti e il dottor Codarin per il loro intervento. È stato veramente per me piacevole. Ricordo a tutti che il prossimo appuntamento è per il prossimo giovedì. La parola di giovedì prossimo è consenso e interverranno il professor Gaudino e il professor Costantini dal DISG e vi presenteranno, declineranno la parola consenso dalle loro prospettive. Ringrazio tutti, auguro a tutti una buona giornata e spero di vedervi numerosi anche ai prossimi incontri. Bene. Vi ringrazio a tutti. Grazie, arrivederci. Certo. Arrivederci, Grazie, arrivederci. arrivederci. Grazie.